Scoperto il tesoro di Compiano, la Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro probatorio 400 veicoli tra auto, moto e bici da corsa, 4 capannoni e ben 70 barche nella disponibilità del gruppo Compiano e presumibilmente frutto del buco milionario riscontrato nel cavò della Nord-East Services di Silea. 40 i milioni spariti e si tratta di ammanchi reali, non di errore contabile. 2 le persone indagate, ovvero Luigi Compiano e Massimo Schiavon, presidente e responsabile delle sale conta della NES, e il cambio di rubricazione del reato passato da furto ad appropriazione indebita aggravata. Beh, guardi, adesso intanto abbiamo le idee un po' più chiare, nel senso che possiamo escludere che sia un ammanco di tipo contabile, invece siamo in presenza di un ammanco di tipo fisico. I denari che non abbiamo trovato oscillano tra i 30 milioni e i 40 milioni di euro, che sono stati gestiti dalla società. Ecco, questo è lo stato dell'indagine. Abbiamo fatto un sequestro di beni immobili, capannoni della società, di autovetture, di natanti. Adesso dovremo anche vedere appunto a chi sono effettivamente intestati, se sono riconducibili alla società o a Compiano, e il valore effettivo di questi beni, non il valore nominale. Dalle carte emerge che delle 10 sale conta perquisite in tutto il nord Italia dagli uomini delle Fiamme Gialle, soltanto in quella di Silea si sono verificate le irregolarità che hanno poi portato a scoprire il buco milionario, che sembra destinato ad allargarsi con il passare dei giorni, visto che le denunce, già 6, quelle presentate, potrebbero aumentare. Di certo c'è che il meccanismo utilizzato per svuotare il cavò, come affermato dal procuratore Dalla Costa, è andato avanti per anni. Ma se il meccanismo va avanti come riteniamo in relazione alla cifra che non trova riscontro fisico all'interno del deposito, va avanti da parecchio tempo, è probabile che gli ammanchi siano stati coperti nel tempo da successivi versamenti, e quindi man mano che veniva fatto un ammanco, questo ammanco veniva coperto dal versamento immediatamente successivo, poi il versamento successivo veniva trasformato in un ammanco, a sua volta coperto da un altro versamento, eccetera. Probabilmente il meccanismo si è inceppato nel momento in cui c'è stata una richiesta di restituzione o di consegna di una cifra considerevole che non aveva possibilità di essere coperta. Il prossimo passo delle indagini riguarda l'interrogatorio di Luigi Compiano, che avverrà molto probabilmente giovedì mattina. Massimo Schiavon è invece già stato sentito dal PM Massimo De Bortoli nei giorni scorsi, interrogatorio il cui contenuto è stato al momento secretato. C'è da dire inoltre che Filippo Silvestri, il responsabile della sicurezza della NES, la cui abitazione è stata perquisita, non solo non risulta indagato, ma come ribadito dagli inquirenti è del tutto estraneo alla vicenda.